Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio, riunione incentrata sul campionato dei 4 anni ma anche sul Croce Rossa, il classico torneo di fine anno riservato ai gentleman di proprietà. Tre batterie, i primi 4 in finale divisi per nastri, questi saranno quelli del primo nastro, la categoria G, sono in 10 al via, ormai già pronti dietro la macchina, i 10 partecipanti. Ricordiamo i primi 4 in finale in ordine di arrivo, ovvero il primo l'1, il secondo il 2, il terzo il 3, il quarto il 4. Stacco della macchina, veloce all'esterno, Topolo P, con Raffaello Ruffato riesce a sfondare nei confronti di Tesla. È ancora molto larga però la femmina, vediamo sulla curva, alla fine passa Tesla. Passa Topola davanti a Tesla, terza posizione per Panther Nor a precedere Teamwork, mentre vediamo di fuori Pickering, 14,7 i primi 200 metri, poi Urrà dei 1000 che si mette in quinta posizione davanti a Ragazzo dei Sogni. Quindi Topola, che era molto attesa, ha subito sbrigato la formalità, è passata al comando. Ora 400 in 30 secco da parte dell'allieva di Raffaello Ruffato, Tesla in seconda posizione davanti a Panther Nor, poi Teamwork di fuori Pickering. Vediamo avanzare al largo anche una Bomber Cup, intanto arriviamo ai 600 in 46 appena abbondante. Passaggio davanti alle tribune, in vantaggio sempre la figlia di Fromabow spedinata da Tesla, poi Panther Nor di fuori Pickering, una Bomber Cup, anche Virtual Victory esce all'esterno, ma il ritmo davanti è abbastanza selettivo, 1-1-7 il primo giro, 15-6 qui davanti alle tribune, cerca di avanzare ora Pickering che è a metà strada tra Tesla e Panther Nor. Ci prova Roberto Tommasini a arrivare a fianco dei primi, intanto il primo chilometro va via in 1.17.3, avanza ancora Pickering, affianca a Pariglio ora la battistrada, Tesla è sempre lì seconda davanti a Panther Nor, poi avanza anche una Bomber Cup, retta di là, passata dalla femmina in 15 secco, ancora tonico Pickering all'esterno, Tesla comandata seconda alla corda, allarga. A sua volta no, Panther Nord cede, ma è una Bomber Cup che è in anticipo su un Teamwork e però avanza molto deciso l'allievo di Giancarlo Moretti. Ultima curva passata in 15-7, retta d'arrivo, Topola P in vantaggio su Tesla, poi avanza Teamwork. Topolo P viene sollecitata e viene a vincere, mentre per il secondo posto Teamwork appariglia completamente Tesla e il quarto posto utile per la finale a favore di una Bomber Cup. 1.16.6 la media al chilometro per Topolo P, Raffaello Ruffato, il training di Chiara Nardo, la scuderia ovviamente di casa, la RPR. È andata al comando la femmina, ora viene sollecitata ma solo con le guide da Raffaello Ruffato. Sarà senz'altro una delle più attese nella finale. Ricordiamo l'ottava corsa, quindi i 4 qualificati sono Topolo P, Raffaello Ruffato. Rivediamo la lotta per il secondo perché i due erano molto vicini, probabilmente seconda è Teamwork con Giancarlo Moretti, al terzo Tesla con Massimo Bressan, al quarto una Bomber Cup con Arturo Pantaleo Tarantino. La quota da favorita per Topolo P 1,29.